vergogna, con un fazzoletto in mano e lacrimava. Rosa Balistreri, una vita tremenda, una vita difficile che secondo me ha generato questa capacità di espressione nella sua voce di portare avanti sentimenti e sfaccettature dell'animo umano. Attraverso la sua voce Rosa è riuscita a portare fuori proprio l'essenza del pensiero, dell'emozione di questo popolo siciliano complesso, ricco di contraddizioni, di paura, anche di bellezza, di ricchezza. Attraverso la voce di Rosa tutte queste cose vengono fuori. C'è un po' una diatriba su chi sia l'erede di Rosa, ma io dico nessuno può essere erede di Rosa, perché Rosa era straordinariamente unica. Per me Rosa è la rosa, lei è la rosa, io sono la farfalla. Io sono andata attorno a lei, a questo fiore bellissimo, rappresentato proprio dal suo lavoro, suggendone un miele, suggendone proprio uno spirito bello che da lei mi viene, questo aroma, questa fragranza proprio di questo fiore. E quindi io, che la racconto in uno spettacolo che si chiama La rosa e la farfalla, sono la farfalla che sugge il miele che da lei viene. E quindi, che dire, Rosa per me è un riferimento, ma è anche acqua che ancora cammina, lo stimolo che abbiamo da lei. Chi fa questo lavoro è bere quest'acqua che lei porta, che da lei fluisce, che dal suo ricordo, dal suo lavoro fluiscono. Quindi non ci sono le eredi di Rosa, ci sono le interpreti che ognuno di loro sviluppa a proprio modo quanto da lei fatto. Voto e mi rivoto sospirando, passo le notti intere senza sonno, l'inipidità io contemplando, le passo delle notti fino a giorno, e dia non posso ora più dormire, pace non navi più sta afflitto cuore. Lo sai quando io dai all'azzare, quando la vita mia finisce e muore. Lo sai quando io dai all'azzare, quando la vita mia finisce e muore. Questa voce di Rosa che riusciva a cantare l'amore con una dolcezza incredibile, ma anche la rabbia di quando interpretava Sant'Agata contro i padroni che così martoriavano i cattivi padroni che maltrattavano i propri lavoranti, oppure questa voce incredibile che passava così da una forza estrema a una dolcezza incredibile, quella rappresentata dalle ninna nanne, che sono una cosa straordinaria, una cosa la sua interpretazione struggentissima riesce veramente a toccare le corde profonde del cuore, perché vengono dalla terra, perché vengono da questa terragnità, magari fuori luogo, ma mi piace dirlo, la terragnità della voce di Rosa è un'espressione della sua aderenza alle radici sicule, quelle radici siciliane che lei fa venire fuori attraverso la sua interpretazione.
Il valore di Rosa è incommensurabile oggi, diremmo. Io non l'ho mai conosciuta, mi è rimasta un grandissimo rammarico che questo non sia stato possibile. Io la conobbi attraverso la televisione, benché per diverso tempo l'ho cercata e io ancora non cantavo, chissà cos'era che mi muoveva, no? Forse perché inconsapevolmente dopo anni avrei cantato le sue canzoni, ma non lo sapevo ancora. Che strano richiamo ebbe Rosa nella mia vita. E una sera la vidi in televisione a un Maurizio Costanzo show e lei era lì con la chitarra e nella sua assoluta ingenuità, ma anche nella sua assoluta naturalezza, forse anche rudezza. Lei non era bella, non era chissà raffinata, era una donna del popolo, ma piena di grazia, piena di bellezza. Ma lui, il conduttore, un po' la mise quasi in ridicolo, insomma andò non mi piacque la figura che quell'uomo fece fare a Rosa. Però Rosa, appena aprì la voce, appena cominciò a suonare questa bellissima ninna nanna, cominciai a tremare, ad avere veramente i brividi per la bellezza e la grandezza di quella voce e di quell'espressione. Ora vieni lo bacito, ti porta la sinzina, la rosa marina e lo basilico. Ti porta la sinzina, la rosa marina e lo basilico. Oh figlia mia, lo santo passau di la patria mi ne spiau e io ci dissi la bella dormiva, oh dormi figlia di l'arma mia, e io ci dissi la bella dormiva, oh dormi figlia di l'arma mia. Dormi figlia e fai lavoro. Dormi figlia e fai lavoro, e fai lavoro, e fai con Marinina, con Marivicenza. Vicenza, mettiti Valenza, che veni un guan guan.